Eccoci con Sasha Agassi, direttore sportivo del Portogruaro Calcio Femminile. Siamo al via di una nuova stagione 2017-2018. L'anno scorso siamo terminati al quinto posto e forse c'era qualche ambizione maggiore, ma avete avuto molti infortuni. Quest'anno si parte con quali obiettivi e cosa sperate effettivamente di fare? L'obiettivo nostro ovviamente è vincere il campionato, se non minimo andare a playoff. So che avete anche un nuovo allenatore. Sì, c'è il nuovo allenatore, Alessandro Colla, che per me è uno dei migliori allenatori che c'è in giro. Colla ha già allenato squadre del femminile, perché mi ricordo che Rudy Moro era la sua prima esperienza, ha fatto i primi 2 anni col Portogruaro. Lui ha già allenato o anche per lui la prima esperienza? Per lui è prima esperienza, però lui ultimi 5 anni dove ha allenato lui ha vinto dappertutto. Bene, perciò i presupposti sono buoni. Come adesso noi ci troviamo in via Luvisa, sul campo di via Luvisa, l'anno scorso giocavate parecchie partite al Mechia, quest'anno essendoci anche il Mestre avete già dato 2 sedi o giocherete sempre qua? No, noi le partite se non facciamo a Mechia, ovviamente con il girone di andata possiamo fare massimo 2 partite, invece di girone di ritorno 5 o 6, ancora da definire perché il girone del Mestre e del Portogruaro maschile non sono usciti ancora fuori, quindi abbiamo proposte da Fossaltese, dal Gruaro e da Concordia. Perciò non è detto che non si giochi al Mechia, anche perché insomma fa sempre piacere, uno stadio importante, insomma ha la sua importanza anche il campo da gioco. Per concludere questa breve intervista, ci può dire qualcosa sulla rosa? C'è ancora Sara Bottacin come capitano o no? Perché non so di partenze, uscite, entrate, com'è? Ma Sara ci ha chiamato ultimo momento, l'altra ieri sera, ci ha detto che quest'anno vuole riposare, cioè non vuole più giocare quest'anno, vuole prendere un anno di riposo, ma abbiamo 5-6 ragazze di grande spessore che possono fare differenza quest'anno. Perciò diciamo che state ancora un po' affinando, ultimando la rosa, e questa della Sara Bottacin è una notizia importante, perché insomma io non l'avevo ancora letta da nessuna parte. È una mancanza sicuramente importante, ma saprete appunto con spirito di squadra andare avanti lo stesso. Sì, per noi Sara è stata una ragazza molto importante, è il capitano storico del Portogruaro calcio femminile, e ovviamente se lei ha deciso di avere un anno di riposo noi dobbiamo accettare la sua scelta e andare avanti con le 9. Allora, ultima domanda al direttore sportivo Sasha Agassi. Il presidente rimane sempre Furlanis? Sempre fino a che esiste squadra femminile, presidente resta Giorgio Furlanis. Se non c'è Giorgio Furlanis, mollo anche io. Bene, con questa mettiamola come battuta, perché non bisogna mai mollare, sempre tirare avanti. Una battuta. Bene, allora in bocca al lupo per il campionato. Grazie mille, grazie.